Amici di Directa Sport, benvenuti a Porto Torres. Le immagini vi arrivano in diretta dal Palamura, è tutto pronto quasi per il recupero della terza giornata del girone A del campionato di basket in carrozzina. Compito non semplice attende GS di Porto Torres. La squadra sarda ha vinto contro Roma la sua prima partita in campionato nello scorso turno. Di contro una Briantea in forma eccellente che ha rullato chiunque ha trovato sul proprio cammino. Cerca 2 punti oggi per chiudere il proprio girone d'andata in testa e a punteggio pieno. Intanto siamo già dentro il primo minuto di partita. Primo attacco di Porto Torres si conclude, come potete vedere, con il pallone incastrato tra Ferro e Tabella. Allora, qualche secondo prima di ricominciare a giocare. Attacca adesso Cantù con Carossino, il pallone che sfiora il primo ferro e poi al rimbalzo ci pensa Samuel Armas. Vediamo se la fiducia creata con la vittoria di Roma può dare a Porto Torres quello sprint in più che probabilmente prima non ci sarebbe stato nell'affrontare una corazzata come quella canturina. Nel frattempo però i primi 2 punti li mette a segno Ryan Michael Wright. Allora, conduce Porto Torres 2-0. De Maggi, il pallone per Verdun, cavallo di ritorno dopo lo scorso anno passato in maglia Dinamo Lab. Sotto De Maggi per Carossino, sbaglia una volta, la seconda finisce sempre per punire. 2-2. Puggioni prova il tiro un po' fuori ritmo anche con una mano sola, aveva poco tempo a disposizione. Allora Verdun capovolge completamente il fronte trovando Carossino, arriva Wright a impedire al giocatore della nazionale italiana di andare subito a canestro. Allora si passa per le mani sapienti di De Maggi, stavolta però c'è l'errore da parte del numero 26, si resta 2-2. Nulla di fatto per questo attacco di Porto Torres. Allora nuova possibilità per De Maggi che serve Carossino. Siamo anche un po' in debito delle formazioni per quanto riguarda Cantù. I primi 5 sono Carossino, De Maggi, Sbuels e Ann Patvald, oltre a Verdun. Per Porto Torres invece in campo Armas, Wright, Simula, Lusinski e Puggioni, oltre a Isabel Lopez Chavez. Sbuels trova il modo di servire De Maggi, la palla arriva dalle parti di Verdun, raddoppiato, tira in ritardo. Allora dopo la sirena dei 24 è Porto Torres che attacca con Armas. C'è Wright sulla destra, ha cercato invece il polacco Lusinski. Ancora Lusinski, arriva anche il tiro di Wright. Non preciso qui Wright, già dall'altra parte invece Carossino. Sotto da De Maggi, palla per Verdun, tutto il tempo del mondo per Cantù
Carossino allora sceglie il tiro dalla media, il rimbalzo di Sbuels, rimane in attacco con 10 secondi ulteriori. Cantù e poi magata di Carossino che trova sotto la Patzwald. Errore però della giocatrice tedesca. E allora è Porto Torres che attacca con Armas. Il pallone verso Lesinski. Nulla da fare però per il punti 4,5. Allora è Carossino che è già dall'altra parte. Attacco pesante di Carossino. Palla scaricata per De Magi. Arriva anche Berdun. Quella è zona Berdun. 4-2. Lusinski tiene palla con 9 secondi a disposizione per attaccare. Prova ad isolarsi Lusinski. Aspetta lo scarico, lo trova in Wright. La palla torna al polacco sotto da Lopez Chavez. Gran giocata qui di Porto Torres. Sarà inventato una manovra incredibile qua la formazione di coach Mura. Ha fatto tutto molto molto bene. Peccato che si è arrivati a tirare con un secondo di ritardo. Carossino palla in mano, 5 minuti alla fine del primo quarto. Berdun liberato al tiro. Berdun è caldo l'italo-argentino. Sono 4 di fila, 6-2 per la Briantea 84. E allora Wright prova il blocco Lopez Chavez. Wright tiene palla, 14 secondi per pensare a cosa fare. Il pallone arriva bene dalle parti di Pugioni che inventa sotto per Armas. È arrivato il tocco di De Maggi, liberi per lo statunitense Samuel Armas. Uno dei volti nuovi di quest'anno di Porto Torres. Qualche assenza per le due squadre. A Porto Torres mancano Piu e Congiatta. Fuori invece per diversi motivi Schiera, Serio e Ruggeri per la Briantea 84. Con Ruggeri e Serio sono appena tornati dall'impegno dei Panamericani. Intanto fa 0-2 Armas, tra l'altro per Steven Dillon Serio, medaglia d'oro con gli Stati Uniti ai campionati panamericani, quindi matematica sicurezza di andarsi a giocare la Paralimpiade l'anno prossimo. Attacca Pugioni, la pallone per Lusinski, arriva Wright, minaccia tiro a canestro, si inventa poi una palla dietro la schiena ancora per Lusinski dopo un'ottima chiusura della difesa di Cantù. Il tiro di Pugioni, sfortunato qua al numero 14, la palla balla 2 volte sul ferro e poi si deposita fra le mani di De Maggi. Carossino ancora da De Maggi, non c'è fallo di Wright, palla sotto per Carossino. Traiettoria poetica del numero 22, ottavo punto Briantea. Armas, Lopez Chavez. 8-0 di parziale per la formazione di coach Jaglowski. Prova a metterci una pezza Lopez Chavez. Gran canestro col braccione di De Maggi in faccia. 8-4 di mezzo allo svantaggio Porto Torres. Bella palla sotto per Carossino. Difficile avere a che fare col numero 22. Di fatto uno dei migliori in assoluto del campionato di Serie A, Pippo Carossino, giocatore che non scopriamo certo oggi. Bella qui la palla di Lusinski sotto per Armas, arrivato troppo in fretta però l'appuntamento col pallone, non ha avuto modo di
migliorare, o meglio tentare di migliorare quella traiettoria. Di fatto però sul rimbalzo è arrivato un tocco di un giocatore della Briantea. La rimessa è per Porto Torres con il pallone verso Pugioni. Stavolta la fortuna torna indietro dopo che prima la palla non aveva voluto saper di entrare. Stavolta tocca ferro 15 volte, poi però si deposita dentro. Carossino cambia lato, trova De Maggi, buono il blocco di Sbuels, De Maggi però non tira subito e allora si passa da Berdun, possibilità di far andare ancora al destro di Carossino. Stavolta è il ferro a dire di no al numero 22 Canturino. Lusinski ancora Lusinski, che bravo, gran bel movimento qui dell'11 di Porto Torres. 10-8. Grande palla di Berdun sotto da Carossino, da lì proprio non può sbagliare. Non può davvero perdere di vista un attimo i tagli del 22, la difesa di Porto Torres con Carossino che punisce, puntuale ogni volta che può. Lusinski. Il tiro di Lusinski. C'è stato fallo della tedesca Patzwald. Allora liberi ancora per Lusinski. È andato anche vicino al fallo e canestro. Mette il primo Lusinski. Torna sotto di un solo possesso Porto Torres. 100% dalla lunetta per Lusinski. 12-10. Carossino. A lui da Berdun. Altro taglio centrale di Carossino. È arrivato un fallo. Forse anche canestro valido, sì. Canestro valido di Carossino. (14-10) viaggio in lunetta. Diventa 15-10 dopo il canestro da fermo di Carossino. Nuovamente avanti di 5 adesso la Briantea. Armas, finta di scarico, poi sì, dentro da Lusinski, mette palla su una mano per averla meglio di Berdun, poi già dall'altra parte Cantù con questo pallone filtrante per Carossino, controlla tanto tempo per pensare a cosa fare. Berdun va sotto da De Maggi con un grande pallone, De Maggi non scarica, ci pensa lui da lì a fare 17-10, massimo vantaggio nella partita della Briantea. Wright attacca alta la formazione di Jaglowski, tiene palla Lopez Chavez, c'è spazio per andare da Pugioni, manca un solo secondo, Pugioni non lo sa e scarica tardi per Wright. Finisce il primo quarto, 17-10 Cantù. Adesso un attimo di pausa, poi torniamo tra un minuto. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevanda a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli.
Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio e da asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3 a Sassari, anche in Sarbex. Nuovamente collegati dal Palamura di Porto Torres, un divertente primo quarto scivolato via col Cantù avanti di 7 punti, 17-10, non arrendevole però l'atteggiamento di Porto Torres. Speriamo allora di assistere ancora per un po' a una bella partita. Puggioni prende il tiro, Puggioni, stavolta tabella ferro e fuori, e poi specialità della casa, Carossino da Berdun, 2 facili per l'Argentina. 19 per la Briantea, più 9. Lusinski. Dietro il pallone per Wright. Lo molla Carossino. Wright allora tiene il pallone, poi scarica adesso per Lusinski. Tripla di Lusinski. Si scrive così al tabellino dei marcatori da 3 Lusinski. Nuovamente sotto di 2 possessi pieni Porto Torres, palla in mano Carossino. Berdun, vediamo se replica, no, va sotto da Carossino, il tiro parte male stavolta ma è toccato al momento del rilascio. Allora 2 liberi per l'atleta della nazionale italiana. Dentro il primo. Uno su 2 per Carossino. Allora è Porto Torres che attacca adesso. Lusinski. Parte il tiro di Lusinski. Fallo credo di Berdun. E liberi per il polacco. Sbaglia il primo. Perfetto invece il secondo. 20-14. In attacco, qua si muove molto bene la difesa di coach Mura. E allora può tornare in attacco Porto Torres con la palla fra le mani di Puggioni. Movimento di Lopez Chavez, Puggioni va sotto con una palla interessante per Lusinski, appena troppo lunga. Intanto Jaglowski mette mano alla panchina. Fuori De Magis Buels e la Patwald. Dentro, tra poco saprò sicuramente dirvi chi. Di certo Santorelli. Anche la Carrigill è con loro. Jacopo Geninazzi. Eccolo il pallone per Berdun. Ci ha abituato tanto bene qui in Sardegna l'anno scorso. Stavolta è sfortunato, però la palla tocca il primo ferro e va fuori. Lusinski, Carossino arriva a limitarlo. Il blocco da parte di Wright, tiene palla Lusinski, ancora qualche secondo per pensarci. Dentro da Lopez Chavez, non tira l'atleta spagnola. Allora ci pensa Lusinski, liberi però, fallo di Jack Geninazzi. Altra possibilità dalla linea della carità per Piotr Lusinski.
Tanto fuori Armas e Puggioni, dentro Simula e Bobbato. Primi cambi della partita di Porto Torres. Canestro di Luzinski. 2 su 2 per centrone polacco. Bella pescata di Porto Torres, che quando si tratta di andare a pescare in Polonia soprattutto, tante parti dell'Europa, sbaglia di rado. Intanto Wright, peccato per Porto Torres, è stato un punto del -2, ma non c'è stato nulla da fare. Dall'altra parte invece Geninazzi sbaglia da sotto dopo una gran transizione. Allora si resta 20-16, palla in mano a Wright, riesce a trovare Luzinski, vede arrivare quel pallone con un attimo di ritardo, poi però sistema la mano destra. Che sfortuna qui per Luzinski, molto bravo invece Geninazzi a catturare il rimbalzo, andare sotto veloce da Carossino. Fallo di Simula. E allora liberi per Carossino. Perfetto il primo. Dentro anche il secondo. 22-16. Rimane alta la pressione di Cantù, prova a scappare allora Luzinski, simula da Lopez Chavez, bisogna andare oltre la metà campo, funziona la pressione alta di Cantù con Geninazzi che ne recupera un'altra, sotto da Carossino, palla per Berdun, da lì difficile che sbagli il numero 14, altri punti per la Briantea, 24-16. È un attimo che riesca a partire in quarta la formazione di Jaglowski. Se Porto Torres non segna con continuità, la partita rischia di chiudersi prima del previsto. Bella palla di Luzinski per Simula, quella è la sua zona. 24-18. Berdun, 360 di Carossino, prova a liberarsi Santorelli, Carossino va da solo, il tiro è sbagliato però, e allora Luzinski rischia la persa, passa da Lopez Chavez, simula verso Bobbato, manca il controllo il numero 8, con la pressione così alta difficile avere a che fare con Cantù. Time out, oh no, così pareva a me, non è time out Porto Torres, bensì semplice cambio. Dentro Bruno Falchi, fuori Lopez Chavez. Tanto dall'altra parte però Berdun sta già giocando. Un po' addormentata la difesa di Porto Torres. Sfortunata che il pallone sbatta solo sul primo ferro. Palla in mano proprio a Falchi. Simula a liberare Luzinski, va sotto da Bobbato, grande palla, Bobbato sbaglia da sotto, il numero 8, peccato qui con Porto Torres che non riesce a capitalizzare. Un'altra ottima azione però corale. Carossino da Berdun, non riesce la stoppata Luzinski, palleggia e tira Berdun, giocatore sopraffino. Quattro e mezzo all'intervallo lungo. Porto Torres in attacco con Simula, prova a liberarsi Falchi, si torna da Luzinski, la pressione di Carossino, Luzinski tira comunque, grande canestro del polacco, torna a -6 Porto Torres. Carossino spinge, poi va da Berdun, chiamato fallo a Simula.
Liberi allora per l'italo-argentino. Dentro il primo. Dentro anche il secondo, 28-20. Luzinski. Si è liberato Falchi, non trova il modo di tirare, allora scarica ancora per Simula, si torna da Falchi, il blocco di Bobbato, mancano solo 4 secondi, airball di Falchi, palla recuperata da Cantù. Carossino. Lui a servire Berdun, da lì prende il tiro ma lo sbaglia, c'è comunque sotto Geninazzi, un altro errore, Berdun, un po' morbida qui la difesa di Porto Torres, nuovo massimo vantaggio, più 10 per la Briantea 84. Wright, subito alla ricerca di Luzinski, un uomo solo al comando nell'attacco di Porto Torres. Non riesce però a, diciamo, segnare questo punto per provare a riavvicinarsi nel punteggio. Qua no look di Carossino, sotto il pallone per la Carrigill. E allora Berdun. Fuocato Berdun, 32 per la Briantea. Simula, eccolo Luzinski, palla girata verso Wright, il tiro Bobbato al rimbalzo su Carossino, gran canestro di Bobbato, il più giovane della compagnia, lui che è un classe 2008, trova i primi punti della sua partita. E poi grande canestro qui da parte, credo, di Carossino. Allora Porto Torres con Simula in attacco. Wright. Si va alla ricerca di Luzinski, il pallone ancora per Wright, non si fida del tiro, si passa allora da Simula, Bobbato non riesce a catturare il rimbalzo stavolta e allora in attacco Cantù con Carossino. 1 minuto e 20 all'intervallo lungo, Carossino fino in fondo, fallo di Falchi. Luzinski, che canestro del polacco, più 3 di Porto Torres. Mamma mia, cosa ha fatto Luzinski, una specie di gancio cielo da metà campo, incredibile. Canestro bellissimo. Anche Santorelli a complimentarsi con il giocatore polacco. 10 di vantaggio per Cantù che ora attacca con Carossino. Iper efficace il 22. ...30 secondi alla fine, attacca alta Cantù, Armas. Eccolo il pallone per Falchi, bella palla sotto per Puggioni, sta arrivando Geninazzi, Puggioni si inventa il reverse, che canestro anche di Puggioni. E adesso 9 secondi con Berdun che minaccia la bomba. Berdun
se le stanno regalando in questo finale di quarto. Non c'è più tempo per riprendere, mazzata di Berdun, migliore del primo tempo. Briantea avanti 40-27 su Porto Torres. Una decina di minuti di pausa, poi torniamo, restate con noi. Ciao, sono Carlo Recalcati e oggi voglio parlarvi di Briantea 84, un'associazione sportiva che nasce con l'obiettivo di promuovere lo sport tra ragazzi con disabilità motoria o intellettivo-relazionale. Ma perché è così importante sostenere e far crescere Briantea 84? La disabilità è una parte importante della condizione umana e dovremmo tutti fare il possibile per creare un mondo in cui le persone disabili possano vivere pienamente e con dignità. Spesso i giovani con disabilità incontrano difficoltà nel trovare una palestra o una società sportiva che li accetti e li valorizzi. Briantea 84 è una di quelle rare realtà che non solo accoglie tutti con entusiasmo, ma li incoraggia a dare il massimo di sé e a raggiungere i loro obiettivi. Ho avuto la fortuna di vedere da vicino il lavoro di Briantea 84 e posso testimoniare la gioia e l'entusiasmo che i giovani con disabilità provano quando giocano e si allenano assieme. Attraverso l'attività sportiva, i nostri atleti imparano a superare le proprie difficoltà, dimostrando che, con il coraggio e la determinazione, si possono affrontare sfide e tagliare traguardi straordinari. Per noi la disabilità non è un limite. Per questo investire in Briantea 84 significa dare spazio all'inclusione, con l'obiettivo di creare un contesto in cui tutti possono essere valorizzati e rispettati per quello che sono. Significa sostenere un progetto che mira a far scoprire ai ragazzi il proprio talento e a dargli la possibilità di esprimerlo. Significa investire nella gioia e nella speranza di tante persone che, grazie allo sport, possono trovare nuove ragioni per vivere al meglio la loro vita. È emozionante vedere come lo sport possa fare la differenza nella loro vita e come Briantea 84 sia una vera e propria famiglia per loro. Ecco perché sostengo e incoraggio Briantea, perché credo che ognuno debba avere la possibilità di fare sport e sentirsi parte integrante di una comunità inclusiva. Donare a Briantea 84 significa investire in un futuro migliore per tutti. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. E 2, sì. Parte ricordo che la corsa è la zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della corsa. Eli! Fuori i piedi, picchia! Sì!
Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi vi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città.
Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya. Ancora Dumbuya per la rovesciata, che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non fa una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. E Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Un concordo per la botta in porta! E l'1-0, migliori senesi! Lupumbo, entra in area di rigore Lupumbo! Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Nuovamente collegati dal Palamura di Porto Torres, 40-27 per Cantù, con Carossino pronto a rimettere in gioco il pallone. Un divertente primo tempo con Porto Torres che soprattutto nei primi 15 minuti non ha fatto allontanare più di tanto Cantù. La formazione di coach Jaglowski è ovviamente la favorita di questa partita, prima in classifica, anche con una partita in meno. In caso di vittoria oggi sarebbe punteggio pieno. Sotto intanto il pallone per Santorelli, entra subito bene in questo secondo tempo Cantù. 42-27. Lopez Chavez, un po' in ritardo qui la difesa di Cantù, ne approfitta Samuel Armas. Primi punti del quarto anche per Porto Torres. Berdun, il pallone per Carossino. Tiene palla Carossino, poi punta il canestro, lascia partire il tiro, rimbalzo Santorelli, gran giocata, poi il pallone arriva da Tommaselli. Giovane numero 9 cerca lo scarico, lo trova, ma poi è arrivato anche un fischio per un Santorelli steso a terra.
Si è ripresa a giocare, 10 secondi per l'attacco di Cantù. Verdun, bomba di Verdun, gran canestro dell'italo argentino ancora una volta. Secondo tentativo da 3 a segno per Adolfo Damian Verdun. E ora più 16 Cantù che prova a solcare definitivamente. Armas vuole il pallone Wright, accontentato il movimento di Luzinski. Tiene palla Luzinski, solo 5 secondi però a disposizione del polacco che va a tirare, corto però. E allora Geninazzi cambia completamente lato di campo, trovando sotto Verdun, che sceglie però di temporeggiare. Allora si torna da Carossino, bella palla sotto per Tomaselli. Gran canestro del 18enne della Briantea. Nuovi 2 per i canturini. Stoppato qui Armas, palla recuperata da Santorelli. Una spinta per andare da Geninazzi, errore di Geninazzi, il rimbalzo è il suo, fallo e canestro, ha fatto fallo Lopez Chavez. Sono 49 allora per la Briantea. Nel frattempo però viene chiamato time out, noi rimaniamo collegati ma ci sentiamo tra un minuto. Tanto ricomincia la partita col canestro di Geninazzi. Sono già 50 per la Briantea. Luzinski alla ricerca di Chavez Lopez. Non c'è fallo di Geninazzi. Allora palla recuperata. Bella palla sotto per Carossino. Geninazzi ancora, nuovamente da Verdun. Se l'era inventata questa per Carossino, ma Luzinski l'aveva capita prima. Poi gran rientro difensivo di Geninazzi. Porto Torres ci sta capendo poco in questi primi 3 minuti. Carossino. Adesso Verdun. Pallone per Geninazzi, errore della numero 19, allora Lopez Chavez. Armas, scivolato qui, Wright prova a prendere tempo, allora Armas attacca con un uomo in meno, Porto Torres arriva però il fischio che interrompe il cronometro dei 24-9, quindi ancora un po' di tempo per Porto Torres, che però potrà contare anche su un ristabilito Wright.
Cambio Porto Torres, entra Falchi per Wright, si riprende a giocare, la palla già recuperata però da Geninazzi, facile facile, punto numero 52 per la Briantea. Armas attacca tutto campo adesso Cantù, Luzinski allora alla ricerca di spazio. Movimento anche di Falchi, arriva Geninazzi a limitare l'estero del polacco, si passa così da Bobbato, finta di scarico, bella giocata di Bobbato, un solo secondo per tirare, Armas non prende in considerazione il tiro e allora si resta 52-29. Guarda che è già una chiara impronta. Vedremo insieme allora quale sarà il risultato finale. Dentro Sbuels e Cantù in attacco con Geninazzi. Palla per Carossino, c'è Santorelli che attende il pallone. Gran giocata difensiva di Matteo Bobbato. È solo però un ritardare l'azione di Cantù che torna da Sbuels. La palla ha toccato il ferro, allora c'è possibilità di rimanere in attacco con nuovi 14 secondi per Cantù. Fallo della difesa di Porto Torres. Secondo in 4 minuti e mezzo di terzo parziale. Geninazzi, bomba di Geninazzi, palla sul secondo ferro. E allora Carossino. Bella palla di Santorelli ancora per Carossino. Canestro valido. Sul tiro libero invece sbaglia Carossino. Rimane comunque alta la pressione di Cantù che genera infrazione negli 8 secondi. Carossino. Altra palla sotto per Sbuels. Assegno anche il 2-0. Luzinski, stavolta esce bene Porto Torres con Armas. Fallo qui di Geninazzi. È il primo del terzo quarto per Cantù. Si è già ripreso a giocare però con Falchi e lui ad andare alla ricerca di Luzinski. 2 secondi, Luzinski deve tirare, lascia partire il tiro da 3. Doppio ferro, palla in mano a De Maggi prima, Geninazzi poi. Tanto spazio lì sulla sinistra, completamente da solo Simone De Maggi, un po' dimenticato qui dalla difesa di Porto Torres. 58 per la Briantea. Bobbato, Luzinski anticipato, sta diventando un incubo questa partita per Porto Torres che non riesce nemmeno ad uscire dalla propria metà campo. Altri 2 per Sbuels, time out obbligato da parte di Mura, 60 per la Briantea dentro un pericoloso parziale di 12-0. Allora, tra un minuto ci risentiamo.
Nuovamente live, 3 minuti 43 secondi alla fine del terzo quarto, palla in mano a Lusinski. Bel pallone sotto per Falchi, Geninazzi prova a difendere, ci riesce bene eclissando il presidente giocatore di Porto Torres, un solo secondo, Falchi tira ma sbaglia, in realtà era più un passaggio anche buono per Armas. Il tempo era finito. Santorelli, facile facile, 62 per la Briantea, un po' abbandonato il campo Porto Torres. Sono più i meriti della formazione di Jaglowski sinceramente che i demeriti di una Porto Torres che nel primo tempo quantomeno ci ha provato. Lusinski, tiro dalla media del polacco, palla sul primo ferro, rimbalzo Puggioni, Armas, palla in mano, bella palla sotto per Bobbato che appoggia palla alla tabella ma sbaglia. Si resta 62-29, non fa più canestro GSD. Che palla di Geninazzi per Spewells. Lui da lì non sbaglia e allora sono 64 per Cantù. Lusinski prende il tiro, Lusinski, un'altra bomba del polacco, sicuramente la miglior notizia di giornata per Porto Torres, avere una Piotr Lusinski in grande spolvero. Santorelli ancora col buco centrale, la difesa di Porto Torres, stavolta però perdona Francesco Santorelli, allora in attacco Lusinski che però usa un secondo di troppo per abbandonare la metà campo. Molto molto forte la pressione di Cantù. E ci pensa sempre Spewells, lì sotto sta diventando un fattore, sono 66 per la Briantea. Puggioni prova a sfruttare il blocco di Lusinski, ha solo 6 secondi per pensare a cosa fare, però pescato Lusinski, deve tirare il numero 11, lo fa con un attimo di ritardo. De Maggi, palla verso Santorelli, fallo e canestro, fallo di Bobbato sul velluto adesso Cantù. Sbaglia il libero Santorelli. Forse però da ripetere. Stavolta non sbaglia invece Santorelli, 69-32. Ancora Bobbato anticipato da un altro gran lavoro di Geninazzi, ma quando attacca così la Briantea è ingiocabile. Santorelli non riesce a far canestro, allora Armas da Lusinski, già qualcosa aver evitato l'infrazione di 8 secondi.
Armas non lo molla dei Maggi, Armas tiene il pallone, c'è lo scarico per Falchi, preferito Lusinski, tornata a segnare Porto Torres. Un secondo dalla fine del terzo quarto, che finisce in questo momento sulla preghiera di, credo, dei Maggi in ogni caso. Tra un minuto torneremo qui per gli ultimi 10 minuti di GSD Porto Torres, Briantea 84 Cantù. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevanda a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli. Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio e da asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3 a Sassari, anche in Sardex. Nuovamente collegati, ultimi 10 minuti di Porto Torres Cantù, 69-34 per Cantù. Nel secondo tempo non è mai stato in discussione il risultato. Negli ultimi 10 minuti vedremo se Porto Torres riuscirà a ricucire per salvare quantomeno l'onore, con Cantù che ha solo da decidere il risultato finale di questa partita, avanti di 33 punti. Lusinski tiene palla l'esperto polacco. Poi prende anche il tiro da 3, stavolta di pochissimo fuori. Gran canestro di Spuels. Sono 71 per la Briantea. Qui Lusinski riesce a far scorrere questo pallone e poi Lopez è bravissima ad andare alla ricerca di Pugioni, altrettanto brava ad appoggiare al vetro, punto numero 38 di Porto Torres. De Maggi, facile facile per lui. Adesso simula. Intanto anche l'Angiu per Porto Torres, tiene palla Lusinski, 4 secondi, Lopez deve tirare, lascia partire con la mano destra, un tiro che però non si avvicina nemmeno al canestro, e allora De Maggi con Pugioni però fa fallo. Primo fallo di questo quarto periodo. De Maggi, lo scarico di De Maggi per Makram. Qua non riesce a capitalizzare questo attacco Cantù.
La rimessa in gioco già effettuata. Luzinski da Chavez Lopez. Si scontra un po' con Simula, tiene palla Lopez Chavez. Cantù obbliga Porto Torres a rimanere il più lontana possibile da canestro. La spagnola vuole andare alla ricerca di Luzinski. Sbuels la limita, serve un tiro. Il pallone verso Bobbato, arriva con un attimo di ritardo. Difensivamente efficace il pressing di Cantù. De Maggi prende il tiro, De Maggi sfortunato qua con la palla che balla 2 volte sul ferro, poi Bobbato. Simula, si allunga, riesce a far suo questo pallone. Ancora dentro da Bobbato che ha offerto una soluzione. 11 secondi per l'attacco di Porto Torres. Palla verso Luzinski. De Maggi tocca per ultimo. Anzi, Geninazzi, chiedo scusa, ha toccato per ultimo. Allora, cambi ancora per Cantù, dentro Verdun, Carrigill, Santorelli e Carossino. Rimasto in campo il solo Macram del quintetto precedente. Rimessa Porto Torres. 7 secondi a disposizione. Simula. Pallone verso Luzinski. Sulla sirena. Gran canestro di Luzinski. Punto numero 40 di Porto Torres. Verdun. Ancora da Santorelli. Adesso Verdun. Poi Carossino da sotto non riesce a far canestro. Simula. Metà quarto periodo. Pallone verso Luzinski. Che bravo il polacco. (42 per Porto Torres). Allora Verdun verso Macram, un pallone che il numero 0 non riesce a raggiungere. Armas. Duello con Luzinski che prova a catturare. C'è da contenderselo questo pallone. È premiata qui la difesa. Allora Verdun sotto da Santorelli. Altri 2 per il numero 10. Qui c'è fallo su Armas. Allora, liberi per lo statunitense.
1 su 2. Che canestro qua di Verdun, anche dopo aver subito il fallo di Puggioni. Canestro valido, più 31 Cantù. E viaggio in lunetta per Verdun. Perfetto Verdun, 78. Lusinski, botta da 3 punti, primo ferro, rimbalzo Cantù con Verdun. Liberato Carossino, che va al tiro, che canestro di Carossino. Right. Prende il tiro Puggioni, al rimbalzo c'è Wright, palla sotto per Lusinski, bella circolazione per liberare al tiro Lopez Chavez. Canestro di Porto Torres, 80-45. Verdun, ancora da Macram. Il sotto lavora bene la difesa di Porto Torres in questo caso, e allora Wright sfrutta Lopez Chavez per il blocco. Wright tiene palla, 12 secondi per pensare a cosa fare. Si passa da Lusinski che di tocco trova Lopez Chavez. Se non è il migliore in campo è solo perché la sua squadra è sotto di qualcosa come 33 punti. Ma Lusinski ha giocato l'ennesima grande partita. E poi però dall'altra parte arriva il solito Adolfo Damian Verdun. Segna ancora Cantù. Mani da pianista per Verdun. Wright, airball, palla fuori, non c'è stato tocco. Pensavo io. In realtà tocco c'è stato, la rimessa è per Porto Torres. Armas. Lui a servire Wright. Bella palla per Lusinski, pensa al tiro Lusinski, stavolta è un errore. Allora possibilità per Verdun. Si arresta Verdun, non prende la tripla, va invece alla ricerca di Carossino. Primo ferro e palla fuori. Wright. Lusinski, 8 secondi per il tiro, palla verso Puggioni, Wright sotto da Armas, Santorelli con la grande stoppata. Macram, troppo semplice per il numero 0 far canestro da lì. Puggioni, ancora un minuto da giocare. Prende il tiro Puggioni ma lo sbaglia, allora riparte Cantù con il contropiede di Carossino che frena quanto basta per segnare il punto numero 86 di Cantù. Wright, che palla sotto per Lusinski.
canestro del polacco, segna Porto Torres, 86-49, restano 37 i punti di distacco dalle due squadre con 37 secondi da giocare. Santorelli, tira Santorelli, segna ancora il numero 10. Wright prova il tiro da 3 punti, Lopez non arriva al rimbalzo, non c'è più discrepanza tra i cronometri, ultimi 10 secondi di partita. Lascia lì il pallone Carossino e garbage time. Saluti tra le due squadre, saluti al girone d'andata. Briantea 84, 88 punti, Porto Torres 49, conosce solo la vittoria in questo girone di andata. La formazione di Jaglowski finisce così a Porto Torres. Io ringrazio Chico Più per le immagini che vi sono arrivate dal Palamura, grazie anche a voi per aver seguito con noi fino a questo momento la partita. Invito a rimanere collegati sui canali di Directa Sport.